La Procura di Vicenza parte un fascicolo per omicidio stradale e lesioni gravi in relazione alla tragedia di ieri costata la vita a Nazario Pontellato, 61 anni, originario del Polesine, travolto da un furgone sul cantiere mobile della A31 tra Noventa Vicentina e Agugliaro. Restano gravi le condizioni dell'altro operaio colpito dal veicolo e ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo. Gli accertamenti della polizia stradale devono stabilire le cause dell'improvvisa perdita di controllo dell'autista, dal malore alla distrazione. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi. Pontellato, dipendente della Est Cantieri, stava effettuando operazioni di manutenzione insieme ai colleghi, quando il furgone ha sfondato il cordolo di protezione e lo ha travolto senza possibilità di scampo. La vittima, appassionata di musica e prossima alla pensione, viveva a Villa Marzana. Perdiamo una persona splendida, un lavoratore serio, dice commosso il sindaco Daniele Menon.